Spinea. Un 18enne moldavo residente in zona Crea è indagato per furto aggravato e ricettazione. Lo scorso maggio aveva rubato una costosa bicicletta del valore di circa 7.000 euro. Era esposta in negozio e appena ha potuto l'ha portata via e una volta a casa ha tentato di rivenderla su eBay. Al proprietario però non è passato inosservato l'annuncio, quindi ha avvisato gli agenti del commissariato di Jesolo che tramite i sistemi di sicurezza di eBay sono risaliti al ladro, già aggravato di precedenti per furto e spaccio. È scattata la perquisizione. Il ragazzo non ha negato, raccontando agli agenti ciò che aveva fatto, e la bici è tornata al proprietario. Maerne. Ha impugnato il coltello, l'ha rincorso fuori casa e gli ha urlato "ti uccido". Poteva sfociare in una tragedia la lite scoppiata tra padre e figlio non ancora trentenne che vivono insieme. Non sarebbe la prima volta. Il giovane accusava il padre di non fargli utilizzare il gas e l'acqua di casa. L'ha preso a calci, poi ha afferrato un coltello da cucina puntandoglielo contro. Moltissimi vicini di casa si sono riversati in strada ed è stato proprio lo stesso padre a chiamare il 112. Sul posto sono intervenute 2 pattuglie dei carabinieri che hanno portato i 2 in caserma, ascoltandoli fino a tarda sera. Venezia. Al peggio non c'è mai fine. Verso le 8 in riva degli Schiavoni un uomo si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a fare la pipì, non curante dei passanti che disgustati lo guardavano. Nessuno è intervenuto. C'era una famiglia con 2 bambine che è rimasta molto male per quello che all'improvviso hanno visto le piccole, ha detto un testimone. Poi continua, una volta finito l'uomo se n'è andato camminando tranquillamente.